Però io ho frequentato poco il circolo, sai, qualche volta, e poi vi ritornai una domenica perché era una grande giornata di festa, aprile 1970, perché succede un fatto straordinario per noi sardi, in modo particolare per noi sardi di fuori. Gigi Riva fa il miracolo, il Cagliari battendo 2-0, se non ricordo male il Bari, allo stadio Anzicora, vince il campionato. Ecco, la prima cosa che ci viene in mente, a me, mio fratello, a un altro ragazzo, un ragazzo di Romana, dice andiamo al Circolo dei Sardi perché lì succederà qualcosa, lì, andiamo lì. E poi è chiaro che non potevamo stare tutti nel circolo, mi ricordo che si scendevano 3-4 gradini, per entrare nel salone era già strapieno, e uscimmo fuori e ci riversammo per le strade di Torino. A un certo punto quel gruppo di metti 100 persone si trasformò in un corteo di migliaia di persone che sfilò per le strade di Torino sventolando bandiere rossoblù, e si unirono tanti meridionali, perché nello scudetto del Cagliari si ritrovarono anche tanti meridionali, perché era un po' il riscatto di tanti immigrati, perché era una squadra del sud, perché è vero che spesso a noi viene detto che la Sardegna non è sud, poi se la guardiamo nella cartina geografica vediamo che un pezzo della Sardegna è collocata a sud, però siamo collocati lì, no? E noi stessi poi ci sentivamo appartenenti anche per avere questo aspetto comune, eravamo tutti emigranti, e per noi quella fu una giornata di riscatto attraverso il Cagliari che aveva vinto il campionato di calcio. E fu quella volta lì che tornai nel circolo Quattro Mori, però